Quest'anno il presepe di Santa Maria del Campo è stato costruito ai ruderi di San Tommaso, Remo. Sì, esatto, quest'anno il presepe di Santa Maria del Campo si è figurativamente trasferito presso i ruderi di San Tommaso, un sito architettonico che è stato valorizzato dal Comitato Fuochi Santa Maria, e di concerto con il nostro parroco Don Davide Sacco abbiamo previsto questa iniziativa. Il presepe è aperto domani, il giorno 4 gennaio, sarà aperto anche il 6 gennaio, dove avremo la messa al giorno dell'Epifania. Un presepe inedito, è la sua prima edizione, che però intende essere la prima di una serie, e dunque, che dire, vi aspettiamo a Santa Maria del Campo. Per maggiori informazioni il sito internet è www.santamariadelcampo.it. Alla Croce Rossa di Santa Margherita Ligure è stato, come ogni anno, dato il segno del presepe in un tempo molto particolare, dove tutti quanti insomma vi dobbiamo dire un grazie grande grande. Sì, come tradizione della nostra sede da diversi anni, l'albero e il presepe non possono assolutamente mancare per le feste natalizie, per le festività natalizie. Quest'anno abbiamo fatto il presepe noi volontari, a parte differenza dagli altri anni, che venivano alle scuole elementari e gli asili nido a costruire insieme a noi il presepe. A Santa Giulia un presepe che racconta dei fatti storici. Sì, siamo andati a riscoprire un episodio, alcuni episodi storici legati alla cosiddetta cera di Santa Giulia, che si ritrovava sulla spiaggia del mare, che era un segno, un voto degli abitanti della Corsica, che buttavano in acqua questi pani di cera perché potessero giungere sulla spiaggia di Lavagna, dove sapevano esserci una chiesa dedicata alla loro santa, perché Santa Giulia era della Corsica, e quindi un'occasione anche per fare scoprire ai parrocchiani e ai pochi ospiti, perché con questa pandemia è girata veramente poca gente, di questa storia.